Sono Alessio Gratton, consigliere regionale in carica, sono stato eletto 5 anni fa tra le liste di Sinistra Ecologia e Libertà e poi dopo la dissoluzione del mio partito, purtroppo è una strada che è stata intrapresa da altri miei compagni, ho deciso di intraprendere la via della costruzione di una lista civica a sinistra per le elezioni regionali di quest'anno. In questa legislatura sono stato impegnato come Presidente della seconda commissione, che era competente per quanto riguarda le attività produttive, il turismo e il lavoro, e dato il periodo storico che abbiamo attraversato con la crisi economica, credo sia stato un'esperienza stimolante sì, ma allo stesso tempo complessa. Abbiamo avuto modo di accompagnare alcuni provvedimenti determinanti per far crescere, per tentare di far uscire Friuli Venezia Giulia dalla crisi globale che lo stava investendo, e quindi credo di avere l'esperienza giusta per poter proseguire in questo percorso attraverso la costruzione e la presentazione di questa lista che si chiama Open Sinistra FVG, una lista civica che tenta di mettere in rete diverse esperienze territoriali di buona amministrazione sul territorio. Open nasce fondamentalmente dalla consapevolezza di un ciclo politico, diciamo così, era chiuso, che era quello di Sinistra Ecologia e Libertà. Assieme ad alcuni compagni di viaggio abbiamo deciso di intraprendere una via civica per tentare di mettere in relazione quelle che sono le buone amministrazioni civiche sul territorio e farle parlare tra di loro, no? In modo da condividere le buone esperienze. Non solo, abbiamo tentato di coinvolgere assieme alle esperienze civiche di amministrazione proprio degli enti locali sul territorio anche il mondo dell'associazionismo in ambito ambientale, culturale e solidale soprattutto. E quindi attraverso questa esperienza abbiamo tentato di mettere insieme quelle che sono le buone pratiche proprio del fare la sinistra sul territorio prima ancora che dichiararla, e di tentare di questa avventura anche per le regionali all'interno di un perimetro di centro-sinistra che non abbiamo mai messo in dubbio. Noi abbiamo tentato prima ancora che appoggiare Bolzonello di tentare di tenere unito il centro-sinistra, poi la candidatura di Sergio Bolzonello è stata una logica conseguenza, ma lo appoggiamo convintamente perché rispecchia in pieno i nostri valori. Quando c'è stato da trattare sul programma, insomma di discutere sul programma e di stilarlo per il candidato presidente, abbiamo avuto grande ascolto e le cose che maggiormente i nostri valori sono stati ripresi insomma dal programma, che sono fondamentalmente il tema cui puntiamo molto, sono tre: il lavoro in primis, con il rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego e il mantenimento di una governance pubblica, e automaticamente di conseguenza il rafforzamento delle nostre PMI, che sono il nostro valore aggiunto dell'economia della nostra regione. Il secondo tema è la cura dell'ambiente. Ambiente visto come anche propulsore di nuovo lavoro, cura del territorio, quindi lotta al dissesto idrogeologico, cura del nostro patrimonio anche edilizio con il recupero degli edifici in disuso o inutilizzati al posto che costruire nuove edificazioni, e il terzo tema è quello del sociale. Un grande piano prevediamo di costituire, qualora avessimo la possibilità di governare ancora questa regione, un grande piano del sociale che sappia raggruppare attorno alla misura di sostegno al reddito che abbiamo introdotto in questa legislatura tutte le altre misure di sostegno, quali quelli della casa, penso a quelle sulle bollette dell'energia, in modo da uniformare anche il trattamento verso i nostri concittadini che ne hanno più bisogno. Invito i nostri concittadini a dare modo di poter vedere questa nuova lista all'interno del prossimo Consiglio regionale, Open Sinistra FVG, perché è una lista nuova, una lista che vuole essere presente sul territorio, una lista che muove da esperienze dal basso, è una lista dove ci sono molti giovani e molte esperienze diverse, perché mentre tutti gli altri vanno avanti per slogan e tendono ad alzare la voce, chi concretamente lavora ha la necessità di continuare a lavorare e portare a casa cose concrete. In un contesto in cui il vento, non solo a livello nazionale, territoriale, ma anche europeo, spira forte a destra dei populismi,
Credo che Open Sinistra FVG possa rappresentare un'alternativa valida, soprattutto appunto perché muove dal basso raccoglie esperienze diverse. Io credo che possiamo ambire a ripetere il risultato di Sinistra Ecologia e Libertà di 5 anni fa, allargando il cerchio di quello che sono i nostri elettori, appunto perché oltre al dato politico c'è un dato forte civico e che quindi molti che non hanno più un riferimento a livello nazionale possono trovare a livello territoriale e locale un utile riferimento per le politiche progressiste di questa regione. Allora, per quanto riguarda il territorio isontino, a mio modo di vedere il fatto di avere Monfalcone dentro l'autorità unica portuale può essere un utile strumento di propulsione per l'evoluzione dell'economia del nostro territorio. Tutto il territorio isontino, se riesce a vedersi come agganciato appunto a questa realtà, ma anche il territorio regionale, a vedersi come porto regione, può attrarre nuovi investimenti e quindi nuove aziende per dare nuovo lavoro, come fosse una base logistica unitaria. Penso al porto di Monfalcone, penso soprattutto alle Asdaghe di Gorizia, che in questa maniera potrebbe tornare a vivere. Il tema della sanità è un tema delicato, ci siamo ritrovati con una riforma buona nei propositi, ma poi a livello di applicazione ha avuto qualche difficoltà. Ecco, i buoni propositi di portare sul territorio, appunto la territorializzazione della sanità, vista l'evoluzione che la nostra società sta avendo, è di fondamentale importanza. Resta il fatto l'applicazione con i centri, i CAP che devono partire, che devono essere effettivamente operativi e che devono dare quelle risposte che il cittadino sente e che purtroppo non ha ancora avuto o ha avuto solo in parte, perché se si attivano veramente i CAP riusciamo ad avere anche una diminuzione delle liste d'attesa poi per quelle che sono le visite specialistiche, e che è una cosa molto sentita dai cittadini. Altri provvedimenti concreti io credo che dovremmo iniziare, anche visto che godiamo di una laguna stupenda che è quella di Grado, di fare un'unità operativa veramente stringente che lavori sodo per quanto riguarda per far partire i dragaggi. Purtroppo la materia ambientale non è di competenza esclusiva regionale, ma molte delle normative derivano direttamente dallo Stato. Dobbiamo fare i conti con queste, però serve personale che lavori per attualizzare dopo 10 anni di commissariamento, per dar corso ai dragaggi che sono tanto attesi.